Tra le 1000 squadre a gareggiare sui sentieri del Monte Civetta è la coppia formata dal bellunese e dal friulano Lorenzo Cagnati e Tiziano Moia ad aggiudicarsi la corsa sul tracciato di 23 km con partenza all'Istolade e arrivo ai piani di Pezzè di Alleghe. Un percorso tra le Dolomiti, tanto incantevole quanto impegnativo. Le ultime rampe, quelle più dure sotto il Tissi, io ho cominciato a avere dei crampi e lì ho cominciato a avere un po' di fastidio perché la gara era ancora lunga. Però ho stretto i denti. Tanta fatica, ma il pensiero è già alla prossima edizione della Transcivetta. Lorenzo qua ha fatto un bel ritmo in salita, poi aveva avuto dei problemi con i crampi e è stato già bravo ad arrivare giù secondo me così e vincerla. Io oggi ne avevo in discesa, ma bisogna provare, bisogna riprovare e vedere. Il record è dura, molto dura. Il Friuli si guadagna il gradino più alto del podio anche tra le coppie miste e nella gara femminile vinte rispettivamente da Maria Dimitra Teocaris e Giulio Simonetti e Anna Finizio insieme a Paola Romanin che si complimenta in primis con il pubblico. Bisogna ringraziare tutte le persone che c'erano su in cima perché danno una forza incredibile, veramente più bravi loro di noi, bravissimi.